Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora potete prendere i quintali di carta prodotti dai giornaloni negli ultimi giorni, il 99% delle analisi, dei commenti, delle opinioni, degli editoriali pensosi sulla guerra in Ucraina. Ci pregiamo nel nostro piccolissimo di dire che questa radio, questa TV, questo sito si collocano nell'1% che non ha fatto non ha preso questo abbaglio ideologico, perché invece il 99% dei media, soprattutto i media mainstream, ci stavano raccontando il seguente canovaccio di fantascienza, di fantastoria in questo caso, cioè Zelensky, che è fattualmente l'aggredito e l'invaso, ma stava diventando, diciamo, l'eroe della riscossa europea contro i nuovi cattivi che sono Putin e Trump, cioè un autocrate figlio del KGB che ha invaso un paese sovrano messo sullo stesso piano del presidente degli Stati Uniti, ma si sarebbero, grazie al fatto che Zelensky aveva diciamo tenuto la schiena dritta secondo costoro alla Casa Bianca, in realtà inscenato un atto di masochismo diplomatico, ma comunque Zelensky avrebbe aperto le nuove magnifiche sorti progressive dell'Europa che diciamo rinunciava al legame con gli Stati Uniti e faceva da sola dal punto di vista della difesa e teneva in piedi la guerra contro la Russia. Ebbene, a rottamare questa narrazione farlocca ci ha pensato il più insospettabile autorevole di tutti in materia, ovvero Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, che stasera ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni, le ha postate anche sul suo profilo X, che sono la smentita di quanto i soloni ci hanno detto negli ultimi giorni. Vado a leggere. Siamo pronti a firmare un accordo sui minerali in qualsiasi momento e ogni format conveniente. Quindi, tra l'altro, Zelensky sta dicendo giustamente che l'accordo ipotizzato da Trump sui minerali e le terre rare è un format conveniente per l'Ucraina, perché, come ha implicitamente fatto capire Trump e quasi esplicitamente dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz, è la miglior forma di garanzia che l'Ucraina può avere. Perché avere personale americano addetto all'estrazione e lavorazione di questi minerali e queste terre rare innesca l'immediata conseguenza che Putin, per attaccare di nuovo, dovrebbe attaccare personale e interesse americano. È in realtà la garanzia massima, anche se non formalizzata per iscritto, no? Ma chiunque lo capisce. Zelensky l'ha capito e si dichiara prontissimo a firmare l'accordo che salva il suo paese e tutela una buona quota di territorio e sovranità ucraina. Non solo, vorrei ribadire l'impegno dell'Ucraina per la pace. Quindi non è vero che vuole la guerra a oltranza, come ci hanno detto i soloni, ma è pronto a impegnarsi per la pace. L'Ucraina è pronta a sedersi al tavolo delle trattative il prima possibile per avvicinarsi a una pace duratura. Nessuno desidera la pace più degli ucraini, disfatta del mainstream qua. Il mio team e io siamo pronti a lavorare, e qui siamo oltre la disfatta, non ho una parola adeguata, sotto la forte leadership del presidente Trump, sotto la forte leadership del presidente Trump. L'esatto contrario di quello che ci ha raccontato fino a 5 minuti fa. Ci assicuravano che Zelensky avrebbe compattato l'Europa senza se non contro Trump. Zelensky è pronto a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura. Ci sarebbe una componente ironica se non si stesse parlando di una tragedia, ma proprio perché stiamo parlando di una tragedia lo Zelensky di oggi è molto più lucido dello Zelensky nello studio ovale. Ancora, poi Zelensky ipotizza degli diciamo dei primi step di accordo con la Russia, scambio di prigionieri, tregua in cielo e in mare. Sono, come dire, sta già sdoganando il fatto che siamo sul tavolo negoziale come chiedeva Trump.
e su X ha ribadito: vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive e ricordiamo il momento in cui le cose sono cambiate, quando il presidente Trump ha fornito all'Ucraina i missili Javelin. Ne siamo grati. Cioè Trump alla fine del primo mandato ha dato i missili Javelin, che sono una delle 2 o 3 ragioni tecnico-militari per cui l'Ucraina ha tenuto duro, ha potuto contrattaccare, ha retto l'urto del secondo esercito del mondo. Sono armi date da Trump. Ennesima disfatta del mainstream. Quindi buttate via tutto e ascoltate quello che dice oggi Zelensky, che tra l'altro ha ammesso che l'incontro alla Casa Bianca è andato male ed è ora di riparare, è pronto a riparare, cioè gli sta dicendo: Donald, arrivo, firmo, so che, come hai detto tu, le uniche carte sono quelle dell'America, perché è pronto a lavorare sotto la forte leadership di Trump, non dice sotto la forte leadership di Macron o di Starmer, ma di Trump, perché le carte sono lì. Zelensky lo sa, c'ha la miglior garanzia che può avere a un passo, e di fondo non vede l'ora di quantomeno iniziare davvero questo negoziato, anche perché il racconto di cui sopra era farlocco alla radice, perché lo stesso Starmer, che infatti ha bloccato subito le velleità bonapartiste di Macron, aveva detto che il lavoro da fare a tutela dell'Ucraina era con Trump, che bisognava perseguire una pace duratura, rispetto alla quale mettere garanzie anche uomini del Regno Unito dal suo punto di vista, ma in coordinamento con Trump. Quindi capite che voi sulla guerra in Ucraina dovete semplicemente fare una cosa: leggervi le analisi mainstream, capovolgerle e otterrete la verità. Ce lo dice oggi con tutta la sua autorevolezza il presidente ucraino Zelensky, che è pronto ad andare, firmare e lavorare con Trump. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio